Si è svolto ieri giovedì 8 settembre alle ore 12 alla Camera dei Deputati la conferenza stampa in diretta streaming sul sito web che ha visto gli interventi tra l'altro dell'onorevole Michele Sodano, della Commissione Bilancio, del senatore Michele Morra, presidente della Commissione parlamentare antimafia, del sindaco di Montallegro Giovanni Cirillo e dei componenti della Proloco di Montallegro. Il legale della Proloco, avvocato Santo Botta. Tra i vari punti si è discusso sul problema che è stato evidenziato a Montallegro, dove la metà dei cittadini residenti nel piccolo paesino della provincia di Agrigento muore di cancro. Non sono supposizioni, questo emerge dal report dei decessi dal 2000 al 2020 trasmesso dal comune di Montallegro alla locale Proloco. Su 560 morti, ben 252 sono deceduti per tumore. Sentiamo alcuni stralci della conferenza stampa. Di cosa parliamo? Ambiente e tumori. Oggi quello che noi chiediamo è semplicemente la verità. Chiediamo degli approfondimenti da parte dello Stato su un territorio che vive da anni, da 20 anni, dei decessi insoliti e che vuole invece aprire un nuovo capitolo della propria vita cittadina. Perché credo che questo sia il momento giusto per la prima volta per dare voce a una popolazione che voce non ha, che è stata completamente ignorata, che ha portato avanti in decenni battaglie importanti che hanno visto una completa assenza della classe politica, che su questo tema non è mai intervenuta. Anche un'insolita timidezza da parte della magistratura, mi sento di dire. Oggi è un loro momento, oggi è importante rendere pubblico quello che sono tutte le osservazioni sul caso di Montallegro. Sappiamo il contesto difficile in cui siamo nati in Sicilia, sappiamo anche storicamente qual è stato il peso delle ecomafie all'interno del nostro territorio. Allora oggi chi si sveglia, decide di non subire più e cerca insieme alla propria comunità di organizzare una resistenza è sicuramente una persona da lodare, è l'esempio nelle nostre città. Quindi al di là del silenzio delle istituzioni che c'è stato fino adesso, sicuramente deve venire il supporto totale della comunità, perché la gente come Giosuè, la gente come Alida, come Rosanna sono tutte quelle persone che piuttosto che andarsene via, abbandonare la nostra Sicilia per andare in luoghi dove ci sono più possibilità, dove non bisogna combattere per la normalità, perché noi di questo prendiamo, combattere per la normalità, decidono di rimanere in un posto come Montenegro, vogliono creare la propria vita a Montenegro, vogliono creare uno sviluppo sostenibile a Montenegro. Adesso passiamo anche alla testimonianza diretta del sindaco, il sindaco Giovanni Cirillo, che come dicevo prima mi ha assolutamente colpito quando con tutta la sua sorpresa mi comunicò che era incredibile che un politico si fosse occupato di questa vicenda. Allora per me è incredibile che veramente questo silenzio totale ed è invece meritorio invece che l'amministrazione della propria comunità di Montallegro possa prendere una voce in capitolo per rappresentare quelle che sono le istanze del suo territorio, dei suoi cittadini e della sua comunità. Prego Giovanni. Noi a Montallegro facciamo, almeno parlo per me, facciamo la guerra allo Stato. Questo che sia chiaro, si è parlato poco fa di varie domande, ma nessuno si è fatto mai una domanda e nessuno ha dato mai una risposta. E quando un sindaco che rappresenta una comunità alle quali deve dare delle risposte dice che sta facendo la lotta contro lo Stato, contro se stesso, è una cosa grave. Noi abbiamo portato, io sono il più anziano su questo argomento qui in aula, perché combatto questa realtà da quando è nata. Io ho fatto il consigliere comunale nel 2007 e ora sono sindaco di questa bellissima comunità che invito tutti a venire a trovare. Siamo tra la Scala dei Turchi, Torre Salsa e Cattolica Eraclea, che però è additata come la pattumiera d'Italia, e questo sinceramente come montallegrese, prima che come primo cittadino, non mi sta bene. Stavo dicendo, noi questa nostra voce, questo grido di allarme lo abbiamo dato negli anni e come diceva poco fa l'onorevole Sodano, l'ho ringraziato pubblicamente perché è stato l'unico oggi a darci questa possibilità, la possibilità di dire la nostra
e portare sul tavolo dello Stato, che oggi non è venuto mai a Montallegro a venire a constatare, perché il sindaco, perché la Proloco, perché i cittadini gridano e hanno paura, è rimasto inerte. Non so il motivo quale fosse e qual è questo motivo, ancora oggi noi ce lo spieghiamo.